meno 50% di credito circa al mondo delle imprese in 11 anni, evidentemente o c'è autofinanziamento ma non è molto, oppure si cercano altre occasioni più o meno lecite per poter investire. Sono quasi 8.200 le imprese venete che rischiano di finire nei tentacoli degli usurai, 324 in più solo nell'ultimo anno. Per la maggior parte si tratta di imprese artigiane, commercianti o piccoli imprenditori finiti nell'area dell'insolvenza e segnalati alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, cosa che di fatto preclude l'accesso a nuovi prestiti. O chiudono o finiscono nelle mani degli usurai. A denunciare la situazione l'ultima indagine dell'ufficio studi della CGA di Mestre. In termini assoluti in Veneto le situazioni più critiche sono a Vicenza con 1.639 attività segnalate alla centrale dei rischi, Padova con 1.661, Verona 1.593 e Treviso 1.417, ma a livello di percentuale di crescita nell'ultimo anno l'incremento maggiore di aziende a rischio usura si è registrato a Venezia più 9,6% e Treviso più 5,4%. Per contrastare questa piaga sociale ed economica bisogna ridare liquidità alle piccole e medie imprese ed aumentare le risorse a disposizione del Fondo di prevenzione all'usura. Importante per gli imprenditori in difficoltà, sottolinea la CGA, è trovare il coraggio di parlare, rivolgersi alle associazioni, ma serve anche più attenzione dello Stato per le imprese che investono nell'innovazione e necessitano di credito. C'è necessità quindi di credito, perché gli investimenti hanno ancora bisogno di credito, e chiediamo ripetutamente ormai la possibilità che lo Stato funga da garante o da parzialmente garante nelle operazioni anche borderline, ovviamente non per le aziende decotte, ma per le operazioni borderline, quando queste chiedono credito per finanziare innovazioni, nuovi investimenti e quindi possibilità di crescita.